Amici di Sportisili, buonasera, ci vedete al gran completo per fare una rassegna al volo di tutto ciò che sta succedendo nel calcio siciliano. Ci avete visto in questi giorni a Livigno nella sede del ritiro del Palermo, ma ovviamente Sportisili non si ferma mai. E come avete visto sul nostro sito sportisili.it e sui nostri canali social e sul canale YouTube, ovviamente abbiamo continuato a seguire le sorti di tutte le squadre siciliane, dalla Serie B appunto col Palermo fino alla Serie D e a tutto il calcio dilettantistico. Con me quest'oggi il direttore Francesco Cammuca, Anthony Massaro. Buonasera. E da Palermo vedete ovviamente Aldo Sessa che ha una location un po' diversa. Aldo, correggila, non sei a Palermo. Siamo a Trappeto, al buon ritiro di Trappeto. Possiamo dire però oggi che Sportisili unisce l'Italia, da Livigno alla Sicilia. Abbiamo fatto una bella joint venture. Lo scenario, come vedete, è diverso. Noi abbiamo le montagne alle nostre spalle, lui ha il mare, ognuno il suo, si può dire. Sì, direi, allora io ne approfitto, visto che tu hai fatto una presentazione direi perfetta. Ricordo sempre che oggi noi stiamo facendo questa live alle 19:30, ma una tantum, perché comunque il Palermo oggi ha osservato un giorno intero di riposo. Domani torniamo alle 13 live dal centro sportivo Acquagranda di Livigno, poi di nuovo alle 18:30. Siamo finalmente in assetto completo, già da ieri avete visto. E poi vabbè, i soliti riferimenti, pagina Facebook, pagina Instagram, avete potuto vedere anche la gallery della gara di ieri, tra l'altro foto curate dalla qui presente Chiara Ferrara, canale TikTok, pagina X per i più nostalgici Twitter, canale YouTube, sito sportisili.it, dove tra l'altro abbiamo pubblicato alcune notizie di cui adesso vi parleremo perché sono strettamente legate al calcio siciliano. Ne pubblichiamo praticamente da sempre notizie su tutto il calcio siciliano, quindi ripasso la palla a Chiara che comincia con la scaletta. Sì, partiamo con la scaletta proprio da Livigno, ma soltanto per una pura formalità, proprio perché siamo qui e abbiamo le ultime notizie da qui. Insomma, in questi giorni sono successe diverse cose, soprattutto in sede di calciomercato. Abbiamo visto appunto l'amichevole di ieri, ma non torneremo sul tema perché ne abbiamo parlato ampiamente nel post partita. C'è qualche novità invece appunto in sede di rosa. L'ultimissima riguarda il post pubblicato da Edoardo Soleri su Instagram, un post di addio che era stato preannunciato ormai da diversi giorni. L'attaccante ha lasciato Livigno appunto un paio di giorni fa insieme ad Aurelio, e adesso è arrivato l'addio non ufficiale perché non c'è ancora un comunicato sulla sessione, però appunto è stato lui stesso che ha voluto salutare Palermo con dolcissime parole. La voce un po' rotta, Chiara, ho l'impressione mia. Vi confesso che prima di entrare in live ho letto il post di Edoardo Soleri e così un po' di... Beh, ci sta alla fine, un giocatore al quale il Palermo ha legato pagine importanti della sua storia. Non c'è ancora il comunicato ufficiale, come faceva notare il buon Anthony prima di collegarci, però intanto il Palermo ha messo a segno, Anthony, il terzo colpo di calciomercato, poi andiamo da Aldo. Sì, direi che l'annuncio di Nicolao ormai era nell'aria, il difensore centrale già era arrivato a Livigno nella giornata di ieri, quindi non c'era niente da aspettarsi di diverso, quindi tra virgolette siamo contenti, un difensore che serviva a questo gruppo, brevemente ricordando un po' le sue caratteristiche, un difensore centrale mancino, greco, di esperienza, conosce Dionisi, ci ha lavorato ad Empoli in Serie B, è da 6 anni in Italia, per lui sia l'esperienza in Toscana con la casacca azzurra e l'esperienza alla Spezia, l'ultima, prima di lasciare appunto il gruppo bianconero e trovare quello rosanero in quelle di Livigno dove siamo anche noi, quindi cercheremo di seguire le sue gesta da domani in poi. Ma Nicolao non è l'ultimo arrivato a Livigno. Piccolo spoiler, qualche altro giornale ne ha parlato e anche noi lo sappiamo ormai da diverse ore, e anche appunto qui a Livigno è arrivato Henry, un altro nome caldo ormai da diversi giorni. Sapevamo che sarebbe successo ed effettivamente è arrivato. Noi lo abbiamo incrociato ieri sera, si è unito ai compagni nel pomeriggio e appunto, dato che ieri sera oggi sarebbe stato un giorno di riposo, la squadra si è concessa qualche ora di relax in serata e appunto in compagnia di Brunori e compagni c'era proprio Henry. Lo abbiamo incrociato dopo una cena e sembra essersi perfettamente unito al gruppo, un atteggiamento gioviale. È già in tuta, tra l'altro. È già in tuta, sta benissimo, tra l'altro, quella tuta lì. Aldo, come vedi tu l'arrivo di Henry? Qui però ti voglio subito interrogare, voglio andare subito forte. In chiave futuro Brunori, come vedi l'arrivo di Henry?
Intanto solo una piccola premessa, il sogno credo di tutti i nostalgici anni 2000 è quello di vedere la scritta sulla maglia del Palermo Henry 14 come un altro Henry di qualche anno fa, ma al netto di questo, beh, diciamo che l'arrivo di Henry potrebbe essere quel salto di qualità che il Palermo aspettava di fare in attacco già da diverso tempo. Sarà interessante capire se ci saranno delle possibilità di vedere Henry e Brunori compagni d'attacco o se, come qualcuno sostiene già da diverso tempo, l'arrivo di Henry possa in qualche maniera liberare diciamo, un'eventuale cessione di Brunori. Bisogna dire anche che la situazione Brunori in questo momento non prevede delle offerte particolari e quindi chissà. Io sarei molto contento di vedere una coppia di attacco Henry Brunori perché credo che i due si potrebbero legare molto bene. Bisognerà vedere quali saranno i piani principalmente del capitano del Palermo e poi in secondo piano del Palermo. Sì, è un discorso che regge, sono d'accordo con Aldo. Naturalmente i prossimi giorni saranno decisivi, anche perché io do per scontato una cosa: se dovesse essere nell'aria, anche se per il momento, come dice Aldo, non c'è un'eventuale partenza di Bruno, credo che il Palermo abbia già il piano B pronto. Sì, il Palermo diciamo che non si fa mai trovare impreparato per quanto riguarda il mercato, c'è una programmazione molto chiara, per ogni ruolo possiamo dire che ci sono sempre le alternative, a volte neanche svelate, per esempio il nome di Gomis è uscito solamente quando è arrivato, quindi tra virgolette siamo sempre sul chi va là nel cercare le notizie, ma il Palermo in questo è molto ferreo, ecco, non fa uscire parecchie notizie e poi comunque stiamo parlando di un profilo importante come Henry che andrà a sostituire il partente Soleri, di cui abbiamo preannunciato. C'è una lettera pubblicata e diciamo fa male a molti tifosi, farà male perché è stato un attaccante importante tra Serie C e Serie B in questi ultimi anni. Vi sapremo dire cosa proverà Dionisi a proposito di attacco nei prossimi giorni, anche perché mancano, si può dire, pochi giorni a quello che sarà l'esordio sul campo del Palermo. Il calendario è fittissimo, c'è la Coppa Italia contro il Parma, poi 3 trasferte di fila per i problemi legati allo stadio di cui abbiamo parlato ampiamente. E insomma è un inizio di stagione che rappresenta un vero e proprio tour de force anche per quelle che sono le avversarie del Palermo sorteggiate in fase di calendario, ovvero Brescia, Pisa e Cremonese che tra l'altro ha fatto un mercato degno di nota, ne abbiamo parlato spesso e quindi non è sicuramente in discesa all'inizio del campionato del Palermo. Sì, perché comunque stiamo parlando di 4 trasferte, compresa la Coppa Italia col Parma, e poi sì, la Cremonese sappiamo bene che acquisti ha fatto, Van de Butte e Fulignetti erano 2 obiettivi della società rosanero, poi comunque ha dovuto virare su altre soluzioni, collegandoci al fatto che il Palermo ha sempre delle alternative pronte e non si fa trovare mai impreparato, e vedremo chi la spunterà. Ci sono tante squadre molto attrezzate, la Samp ha preso coda, vediamo, sarà un campionato di B avvincente. Assolutamente sì. Io a questo punto vado a vedere un attimino uno dei primi commenti. Naturalmente l'invito è quello a interagire con noi, è una diretta tra virgolette fiume, ma nel senso che non ha sì una scaletta, ma comunque vuole abbracciare fondamentalmente tutte le 9 province della nostra splendida isola, perché parleremo anche di dilettanti, parleremo di C, a breve parleremo di C, ma prima c'è un altro argomento caldo di B. Uno dei primi commenti, Gaetano Lupo Rosso, chiede: ciao ragazzi, l'ufficialità di Henry domani potrebbe, senza dubbio potrebbe, anche perché Nicolau è stato avvistato ieri mattina e l'ufficialità è arrivata oggi pomeriggio, è arrivata alle 6:30 del pomeriggio, quindi non è da escludere che, visto che Henry è già qui, è già in abiti diciamo da passeggio, da rappresentanza del Palermo, potrebbe essere già ufficializzato nella giornata di domani. Noi sicuramente saremo sul pezzo, pronti a mostrarvi le prime immagini di Thomas Henry dal campo del centro sportivo Acquagrande, ma a questo punto posso dire che secondo me il piatto forte di questa diretta è questo. Assolutamente sì, il tema dei diritti TV in queste settimane ce l'avete chiesto tantissimi, purtroppo per i tempi stretti sul campo non abbiamo potuto rispondervi, e anche per Aldo questo già ride, io lo vedo, voi non lo vedete, Aldo già ride, già si sta pregustando. Sì, perché Aldo ha iniziato, vi svelo un piccolo retroscena, Aldo ha iniziato a parlare di diritti
di Serie B, quando ancora praticamente non ci pensava neanche la Lega. Quando ancora c'era Corini in panchina nel Palermo. Anche la Lega Possiamo dire che è stato il primo in tutta... assolutamente sì. Anche la Lega non sapeva ancora bene cosa fare, già Aldo aveva preannunciato tutto, e quindi non possiamo appunto che lasciare la parola ad Aldo per parlare di quella che è la situazione, che purtroppo è abbastanza drammatica. Vai Aldo. Sì, la situazione è abbastanza complessa, veramente complessa. È una questione che si trascina ormai da fine gennaio 2024 e essere arrivati ai calendari senza una chiara soluzione, questa purtroppo è la realtà dei fatti, è certamente un grosso problema sia per la Lega in quanto istituzione, ma anche per le 20 squadre che compongono la Lega Serie B. La situazione attuale essenzialmente qual è? Al momento è in piedi un'offerta pubblica lanciata a cavallo tra giugno e luglio dalla Lega Serie B, in cui vengono stabiliti una serie di parametri per le televisioni che saranno eventualmente interessate ad acquisire questi diritti. Ci sono tutta una serie di situazioni legate alla vendita, alla produzione delle partite. L'ultima notizia appunto in questo senso è che per la prima volta la Serie B produrrà da sé, come succede già nella Lega Serie A, le partite, ma questa produzione non incide poi o incide solo in parte sulla questione della vendita dei diritti. I diritti in questo momento non sono stati assegnati, quindi sia Sky che DAZN, che fino all'anno scorso trasmettevano le partite di Serie B, essenzialmente non hanno ancora presentato un'offerta per il prossimo triennio, quindi dal 2024 sino al 2027. Ed è una cosa, ripeto, abbastanza inusuale per la Serie B, perché finora anzi il movimento è stato fortemente in crescita e di conseguenza ci si aspettava un maggiore interesse dei vari broadcaster che hanno lavorato e collaborato con la Serie B sinora. Cosa completamente diversa, poi lo vedremo, eventualmente lo possiamo già accennare adesso o magari dopo, sulla questione dei diritti di Serie C, dove invece già ci sono delle idee un po' più chiare. Da questo punto di vista, io per esempio leggevo da varie fanbase, pagine Facebook, che in questo momento tra l'altro DAZN non se la sta passando benissimo, perché gli ultimi rincari che hanno preannunciato già hanno portato a migliaia di disdette solo in Italia, e si parla addirittura di un ridimensionamento anche del corpo giornalisti all'interno di DAZN. Quindi io ad Aldo voglio chiedere se, almeno in base a quelle che sono le ultime notizie in tuo e in nostro possesso, esiste la possibilità che a questo punto non sia DAZN ad aggiudicarsi i diritti di Serie B, proprio perché, avendo già diversi contenuti come la Serie A, come Europa League e Conference League eccetera eccetera, non hanno la Champions perché quella è una prerogativa di Sky, se a questo punto non si possa tornare a questo punto al passato, ovvero sia Sky per la TV e chissà anche un ritorno di piattaforme come poteva essere 2 anni fa Elbitz, che credo non esista più. Ricordi anche di Elbitz interessata ad acquistare il Catania, tra altre cose, col suo proprietario un po' così, una pina era il proprietario di Elbitz. Se appunto ci sono queste proiezioni, ovvero sia una nuova piattaforma che si occupi solo della Serie B. Allora, in questo momento la situazione da zona l'hai descritta perfettamente, se non che addirittura quest'anno non avranno neanche i diritti in esclusiva di Europa League e Conference League, quindi c'è un ulteriore ridimensionamento della portata di DAZN sul mercato italiano. Quindi sì, c'è la possibilità molto forte che DAZN rischi di non essere della partita. Sky ha presentato informalmente, naturalmente, un'idea, un prospetto di offerta, ma essenzialmente ancora siamo veramente alle battute iniziali. Per quello che dicevi su Elbitz esiste ancora, se non sbaglio, sul mercato internazionale, ma non su quello nazionale, però la possibilità che ci sia una nuova piattaforma che si possa occupare della Lega, delle partite trasmesse e prodotte a questo punto dalla Lega Serie B, potrebbe non essere campata in aria. E la butto lì, ma è una cosa che è stata inserita nei documenti ufficiali della Lega Serie B nelle scorse settimane. Non è da escludere come estrema ratio non solo la produzione delle partite, ma anche la trasmissione delle partite su una piattaforma che sia
di diretto possesso della Lega Serie B. È un'opzione, ripeto, da estrema razza, perché naturalmente sappiamo benissimo come la vendita dei diritti televisivi anche in un campionato come Serie B, come la Serie B, che non sono certamente quelle della Serie A, ma sono comunque introiti molto importanti. Parliamo di cifre vicine ai 60 milioni di euro sull'arco di un triennio, insomma, parliamo veramente di cifre importanti. Questo però andrà diciamo, valutato nelle prossime settimane, se è appunto nell'eventualità che non ci saranno ulteriori ingressi nel mercato dei diritti televisivi in Italia. Non è un'ipotesi da escludere. Un mito. Nei scorsi giorni, quando è uscito il nuovo bando per l'assegnazione dei diritti TV, si è parlato del discorso della partita delle ore 12 della domenica. Ha creato un po' di confusione questa dicitura. Infatti molti si aspettavano che fosse stata introdotta appunto questa fascia oraria. In realtà non è proprio così. Esattamente, non è così. La Lega ha poi dovuto fare una precisazione al primo documento che aveva prodotto, proprio perché si era creata l'idea che per attirare eventualmente nuovi investitori si fosse creata una fascia esclusivamente dedicata al lunch time, un po' quello che succede anche in Serie A con le partite alle 12:30. La Lega ha specificato che quella fascia oraria che va dalle 12 della domenica a seguire essenzialmente servirà in estremi casi in cui magari ci debba essere un anticipo per causa di forza maggiore o la necessità per la Lega Serie B eventualmente anche di programmare saltuariamente delle gare, ma appunto per motivazioni ben specifiche. Non sarà una regola, ecco, nella conformazione delle giornate non ci sarà regolarmente la partita alle 12:30, ma appunto o per causa di rinvio o per altre motivazioni potrebbero accedere a quella fascia oraria. Bel problema, anche perché la Serie B comincerà tra un mese e 2 giorni, il 16, ricordo il 16 o il 17 agosto ci saranno le prime gare della prima giornata. Noi naturalmente c'è gente che attende, indipendentemente dai diritti TV, è una cosa che va a impelagare anche la stessa Lega, perché la Lega non può ancora definire il programma di anticipi e posticipi e di conseguenza la gente non può definire eventualmente, penso ai tifosi del Palermo che vogliono andare a vedere la partita a Brescia, non possono ancora programmare la trasferta, non possono ancora dire sappiamo quando gioca il Palermo e quindi sappiamo quando possiamo partire, quindi è un bel casotto. Assolutamente sì, e poi tra l'altro c'è un tema che è sempre verde, ogni anno si ripete, ovvero come i tifosi all'estero guarderanno il campionato. Questo ce lo chiedono sempre in tanti, perché alcune piattaforme lo consentono, altre no, e quindi inevitabilmente anche chi sta fuori e non può vedere le gare allo stadio si domanda come farà a vedere un intero campionato. Sì, purtroppo da questo punto di vista anche in quel caso la vendita, tra l'altro la parte relativa all'estero non è stata inserita nell'offerta pubblica che è stata diciamo prodotta qualche giorno fa, quindi si farà verosimilmente fede o al bando che è uscito nel mese di marzo come ultimo aggiornamento, o si dovrà fare una nuova offerta relativa alle piattaforme all'estero. Quindi anche per quel settore, diciamo, ci dovranno essere delle evoluzioni nelle prossime settimane, perché il rischio concreto è quello di una Serie B che possa rimanere senza un player che trasmetta le partite del campionato cadetto. Questo è un bel problema. Naturalmente vi terremo aggiornati sia sul nostro sito che eventualmente in altre situazioni. C'è una vibrazione un po' particolare. Qua siamo sul nostro terrazzino, nel nostro appartamento di Livigno, ve lo ricordiamo ancora una volta. Prima è unica volta facciamo diretta da qui, naturalmente scherzi a parte. Io direi di passare alla C. Assolutamente sì, la Serie C è un ambito un po' più sicuro, un po' più definito, più tranquillo, ma la novità principale di quest'anno è che le siciliane non sono più 2 ma sono ben 3, e perché a Catania e Messina si è aggiunto il Trapani, che sta conducendo un mercato niente male.
Io direi però di partire da quelle che sono le notizie più recenti, e qui chiamo in causa Anthony perché oggi Anthony si è occupato di una cosa importante, ovvero sia un bel comunicato arrivato dallo Stretto, dalla riva dello Stretto. Allora, quando Chiara ha detto in situazione più tranquilla, diciamo che Per quanto riguarda i diritti TV, mi è almeno. venuto di strappare un sorriso, perché diciamo che a Messina è tutto tranne che tranquillo, perché diciamo che la tifoseria insieme agli addetti ai lavori locali sono molto preoccupati sul futuro della CR Messina, che fino ad oggi ha 5 tesserati in squadra e ha programmato un ritiro che porta la data del 22 luglio, data che comunque non è preoccupante se è fine a se stessa. Il problema è che c'è un passaggio societario in corso. È stato questo il tema principale del comunicato odierno, e diciamo che il presidente Sciotto insieme al suo ufficio stampa ha voluto un po' tranquillizzare quelli che sono gli interessati, perché ha parlato di una trattativa praticamente già definita, ci sono tutti gli accordi, il passaggio è già stato, come dire, accettato, però il problema riguarda le tempistiche. Il Messina ci ha tenuto a specificarlo che se qualora saltasse la trattativa, tra virgolette, non sarà colpa del Messina. Forse è un modo per dire non bruciateci la sede in caso di passaggio di proprietà, perché comunque i tifosi sono molto, molto arrabbiati, diciamo, in attesa dell'esito di questa trattativa. Vedremo nei prossimi giorni se ci sarà l'ufficialità, ma la cosa che ci tocca più da vicino è la scelta tecnico-sportiva, che comunque è stata portata avanti. È stato confermato dall'allenatore Giacomo Modica, nel comunicato è presente anche il suo nome, e l'arrivo del direttore sportivo Peppino Pavoni. I due già hanno lavorato insieme nella stagione 18-19 a Cava dei Tirreni in Serie D, hanno condotto un buonissimo campionato nel massimo livello dilettantistico alla Cavese, quindi sanno come lavorare insieme. Tra l'altro vengono tutti e due dalla stessa famiglia, tra virgolette, zemaniana, di conseguenza non ci dovrebbero essere problemi sotto questo aspetto, bensì è il fatto di non avere una proprietà al momento concreta, perché se Sciotto sta uscendo e la nuova proprietà sta arrivando, nel mezzo ci sono l'allenatore e il direttore sportivo che si trovano ad operare con un budget poco chiaro, ma soprattutto con 5 giocatori rosa. Io me li sono segnati, 5 giocatori rosa, che sono Marco Manetta, Giuseppe Salvo, Domenico Franco, Giulio Frisene e l'attaccante Michele Mausso. Oggi su Sportisi abbiamo anche lanciato una notizia che riguarda un ex giocatore del Palermo in orbita Messina. Molti già se lo possono tranquillamente ricordare, in quanto ha disputato un campionato di Serie D e uno di Serie C. Si tratta di Silipo, anzi ben 2 campionati di Serie C, perché anche nell'anno della promozione in Serie B c'era il talentino Scuola Roma, il numero 10 del tempo, e poi il difensore Lo Iacono. Quindi sono questi 2 nomi sul taccuino di Peppino Pavone che noi abbiamo rintracciato, ma si parla di un mercato in stallo, chiaramente. Vorrei sapere anche voi cosa ne pensate, perché è una situazione molto delicata, secondo me. Situazione molto L'aspetto delicata. che sicuramente fa più infastidire i tifosi e che lascia un po' sbigottiti anche noi è quello relativo al fatto che è l'ennesimo anno in cui il Messina vive la stessa situazione un po' L'8º instabile. anno. Diciamo che dal punto di vista sportivo la stagione che si è conclusa qualche settimana fa sembrava essere molto più tranquilla e molto più serena. Poi di fatto c'è stato un nuovo stravolgimento dal punto di vista societario, si è svelato che il Messina di fatto è ancora in vendita. Sì, è in vendita e non sappiamo bene intanto a chi, ma soprattutto non abbiamo ben chiaro quando arriverà questa ufficialità. Fino a quando non arriva l'ufficialità io sono dell'idea che Sciotto gli tocca programmare la stagione. Non è chiaro quando sia iniziata la trattativa per Esatto. per la sessione a questa cordata, perché anche da questo dipende il momento di fine di trattativa, perché sappiamo che c'è stato un passaggio di due diligence. Ne abbiamo parlato, se ne è parlato prima per talmente tanti anni, ancora non riesci a imbroccare Sì, la pronuncia. perdonatemi per il mio inglese, Perché non- ti fa pensare a vecchie streghe sì. del passato rosanè. Noi a proposito di cessioni tra tutte le province siciliane ne abbiamo vissute tante, quindi sappiamo come funziona e quali sono le tempistiche. Sono situazioni delicate per cui il potenziale acquirente deve andare a capire qual è la situazione finanziaria del club dal punto di vista di debiti, dal punto di vista di proprietà, anche dal punto di vista dei giocatori. Al momento questo aspetto è quello un po' più carente, perché il Messina non ha una rosa, e se la cessione dovesse essersi conclusa a ridosso dell'inizio della stagione, il Messina si ritroverebbe in una situazione drammatica, perché appunto avrebbe una rosa di giocatori molto ristretta. Quindi è tutto da vedere. La speranza è che si accelerino i tempi, e secondo me lo scenario più plausibile è quello che vede
la permanenza di Sciotto come socio di minoranza. Sì, è possibile una cosa del genere. Tra l'altro io vado un po' controcorrente, forse perché scottato da altre situazioni, Palermo, ma anche altre, per esempio il caso Sigi a Catania. Quando c'è una trattativa per una cessione e non si sa chi sono gli acquirenti, chi sono i componenti dello staff che sta lavorando, secondo me questo più che mai è un segnale di forza, è un segnale di serietà degli acquirenti. Noi purtroppo di avventurieri ne abbiamo visti tantissimi a Palermo, anche a Trapani se ne sono visti tanti, mi viene da pensare, ora spero, chi ci sta guardando da Trapani spero che sia seduto, perché sto per nominare De Simone, che non è esattamente, anche Ettore Minore stesso che è andato vicino al Trapani, ha cercato di trattare con Messina in queste settimane, quindi dal mio punto di vista il silenzio è sintomo di forza e sintomo di serietà, quindi staremo a vedere. Chi invece, e qui interpello Aldo Sessa che ieri è stato presente ad una determinata e particolarmente lunga conferenza stampa, e adesso voglio vedere la sua faccia, sta già ridendo ovviamente, chi dicevo dorme su due guanciale almeno per il momento è il Trapani, perché E mi permetto di fare una parentesi, anche sul Trapani di Valerio Antonini c'era qualche preoccupazione in fase di trattativa, e invece possiamo finalmente dire che la figura di Valerio Antonini si è dimostrata di altissima serietà, e lo ha dimostrato non solo a parole ma soprattutto sul campo. assolutamente. Quindi io direi, Aldo, dici un po' che Arient, al di là di quelle che sono state le dichiarazioni dei diretti interessati, la presentazione delle maglie, della campagna abbonamenti, dici un po' l'aria che si respirava ieri durante la conferenza, perché comunque a occhio, anche in base alle dichiarazioni di Antonini e alla reazione alle dichiarazioni di Antonini, l'entusiasmo era palpabile già online, figuriamoci in presenza. Assolutamente sì. Diciamo che la conferenza fiume di Palazzo Dalì di ieri ha aperto ufficialmente la stagione 2024-25 di Trapani, perché sia sull'aspetto calcio che per quanto riguarda il Trapani Shark sono arrivate tutta una serie di novità, informazioni, prospettive per quanto riguarda la prossima stagione, sia appunto nell'ambito basket che nell'ambito calcio. Focalizzandoci intanto su quella che è stata la presentazione per quanto riguarda il calcio, era presente il mister Alfio Torrisi, erano presenti anche alcuni giocatori in rappresentanza della squadra per presentare le nuove maglie, il nuovo sponsor tecnico che sarà Adidas per la prossima stagione. Ci sono state tutta una serie di dichiarazioni di Antonini che, come sempre, dobbiamo dirlo, è molto coinvolgente nella sua dialettica, e quindi certamente è riuscito a esaltare anche i tifosi che erano presenti nella conferenza stampa. Tra i temi toccati naturalmente ci sono le ambizioni delle due squadre. È inevitabile che per un presidente così ambizioso la promozione dalla D alla C nel calcio e dalla 2 alla Serie A nel basket non basta, e si può vedere anche dagli acquisti che sono stati fatti e che saranno annunciati nei prossimi giorni. Qualcuno lo possiamo già anticipare, anche perché è stato lo stesso Antonini che ieri ha fatto una lunga sequenza molto rapida di nomi durante la conferenza stampa. I prossimi dovranno essere Celiento e Benassai e il centrocampista Karic, oltre ad aver confermato anche una serie di trattative che poi non sono andate a buon fine. E inevitabilmente il succo del discorso è ambizione. Il Trapani è un Trapani ambizioso che non vuole stupire, vuole veramente essere una mina vagante del campionato, non vuole essere trattata da neopromossa, vuole essere una delle big di questo campionato, e bisogna dire che anche il calciomercato che è stato fatto è chiaramente indirizzato verso questo andamento per la prossima stagione. Naturalmente poi è il campo che decreterà le fortune del Trapani nella stagione 2024-25. Ci sono stati anche degli aggiornamenti per quanto riguarda le strutture, si è parlato di un aumento della capienza anche in funzione del futuro dello stadio provinciale, si è parlato della possibilità di creare un nuovo impianto nel futuro, si è parlato degli abbonamenti che possiamo già in qualche maniera anticipare, ma abbiamo fatto ieri degli articoli che un po' spiegavano quelle che sono
le dinamiche degli abbonamenti. Le prelazioni partiranno a breve, nei prossimi giorni, non ci sarà, come l'anno scorso, un abbonamento unico per calcio e basket, ci saranno invece delle prelazioni eventuali per entrambi gli abbonamenti, ma saranno 2 abbonamenti separati, quindi il costo non sarà un costo unico per questi. Ci saranno però degli sgravi per eventuali ragazzi o over, quindi under e over, quindi un modo per venire incontro alle famiglie. Insomma, tantissime tematiche che tra l'altro vi invitiamo a recuperare anche tramite le dichiarazioni che abbiamo raccolto ieri proprio durante la conferenza stampa. Anche lato basket, perché è stato presentato Yasmin Repecia, quindi il nuovo allenatore del Trapani Shark, ed è stata un'ovazione quando è entrato il mister, perché ricordiamo ha un profilo internazionale di grande esperienza. Assolutamente sì, per me che vivo il basket veramente come una religione, è come se, non lo so, è come se al Palermo, un eventuale Palermo in Serie A dovesse arrivare, non lo so, un Claudio Ranieri, qualcosa del genere, forse anche qualcosa in più. Sì. Antonini ha fatto proprio in questo senso un parallelismo, scusa se mi intrometto così, ma ha proprio detto testualmente: io ho portato il Murigno nel basket siciliano. Sì, assolutamente, ma penso più per una questione di personaggio che per una questione di palmarès, e comunque Mourinho ha vinto qualcosina in più, però Repeja sicuramente è un bel tipino. Diceva giustamente Aldo la questione del calciomercato. Il Trapani ha ufficializzato a raffica sia delle conferme, ha ufficializzato 6 conferme, se non erro 7 conferme, e almeno 8-9 giocatori. A breve dovrebbe arrivare anche la lista ufficiale dei convocati per il ritiro, che ricordiamo si svolgerà a Cascia, in provincia di Perugia, se non sbaglio, comunque nell'Umbria. E tra altre cose l'attenzione, la curiosità, e qui torno a interpellare Aldo, è per il derby del cuore di Valerio Antonini, questo Lazio-Trapani che si giocherà per l'occasione ad Auronzo di Cadore nella sede del ritiro dei biancocelesti. Durante i primi barlumi d'estate si era parlato addirittura di un Antonini erede di Lotito a Trapani, e lui stesso ha detto: è il mio sogno ereditare la Lazio da Lotito. Sì, diciamo che non ha nascosto il suo amore per i colori biancocelesti, affiancati a quelli granata. Lo stesso Antonini si è espreso in prima persona perché questa amichevole si potesse svolgere. È un amichevole che veramente pone degli obiettivi elevati in casa Trump. Ricordiamo che non sarà però la sola, ricordo che ci sarà un amichevole con il Cosenza, e se non sbaglio una con la Pianese, però in questo caso vado a memoria perché non ricordo il terzo. Ok, e quindi ci saranno 3 amichevoli comunque di livello elevato per un Trapani che vuole misurare le proprie ambizioni. Ricordiamo che queste poi saranno, racconteremo poi dove verranno trasmesse, sui canali comunque regionali, quindi ci sarà anche una copertura televisiva dell'evento, un evento che evidentemente per Trapani è molto importante, e che veramente Antonini ha promosso anche con grande soddisfazione. Sì, assolutamente, è un Trapani che ci crede. Tra altre cose ve lo preannunciamo, penso che già lo sappiate se avete segnato tutte le date sul calendario: il weekend che precede Ferragosto sarà caldissimo per il calcio siciliano, perché scenderanno in campo a distanza di 24 ore Trapani e Messina in Coppa. Adesso non ricordo esattamente, credo che ci sia un Messina dovrebbe giocare in casa, il Trapani invece deve giocare un po' più in là. No, dove trasferta le rivali dovrebbero essere Crotone, Cavese Trapani, se non erro. E il Messina invece deve giocare sì, ok, Crotone, Messina e Cavese Trapani, mi sono ricordato poi, anche perché la tua voce era un pochettino coperta. E poi poche ore dopo ci sarà Parma-Palermo, il debutto ufficiale dei Rosa. Tra l'altro Catania che disputerà Coppa Italia Maggiore e Coppa Italia di Serie C in virtù della vittoria dello scorso anno in Coppa Italia di Serie C. Catania giocherà a Chiavari contro la Carrarese, perché lo stadio della Carrarese non è ancora a norma. Che strano, mi verrebbe da dire, ma queste sono cose mie, lasciate stare, questa è una mia crociata contro determinate
evoluzioni del calcio italiano. Del resto siamo nel paese in cui continuiamo a non far sbocciare talenti, figuriamoci se riusciamo ad avere delle infrastrutture come si deve. Passiamo al Catania perché qualche minuto fa, e qui ringrazio come di consueto l'ufficio stampa nella persona di Angelo Scaltriti, sono arrivati i convocati per il ritiro. Anche qui si parla di ritiro, credo che parta a distanza di poche ore il ritiro del Catania rispetto a quello del Trapani, sempre in Umbria, ad Assisi, casa della famiglia Caucci. Tra l'altro c'è un fil rouge che ricollega la proprietà dei primi anni 2000 del Catania alla società del presidente Pelligra, e tra i 30 giocatori convocati da Mimmo Toscano balza all'occhio un nome in particolare, che è quello di Filippo D'Andrea. Non è ancora ufficialmente un nuovo giocatore del Catania, perché ci tiene a sottolineare la società rossaazzurra aggregato alla squadra, il che significa che probabilmente non è ancora arrivato in città per fare i test atletici che hanno sostenuto invece i suoi compagni. Probabilmente effettuerà le visite mediche in struttura, comunque in zona, per poi sottoscrivere il contratto e diventare ufficialmente un nuovo componente del Catania. Secondo me è un grande acquisto. Assolutamente sì. Noi quando arriverà l'ufficialità vi presenteremo intanto la scheda, vi invito a seguire anche questo format dove noi vi raccontiamo tutti gli acquisti che le siciliane professionistiche fanno. E oltre a questo mi viene da aggiungere che comunque il Catania sta mettendo dentro tanti elementi non di grande spessore a livello di nome, quindi non grandi nomi altisonanti, ma secondo me nomi funzionali a quello che è il progetto tecnico targato Toscano, che sta lavorando sicuramente tantissimo col DS Faggiano per trovare la quadra, per costruire una squadra che possa ripetere il risultato del Cesena l'anno scorso. Questo è l'obiettivo della società etnea, che ha deluso tutti in campionato. Tantissimi nomi sono arrivati tra le sessioni estive e invernali, ma il risultato è stato molto molto deludente. Si sono raggiunti i playoff solo per quella cavalcata particolare in Coppa, però c'è da dire che la stagione del Catania va migliorata nella prossima senza ombra di dubbio, e quindi mi sto accorgendo e sto vedendo un mercato secondo me funzionale a quelle che sono le richieste, in attesa di scoprirne di più sul bomber che dovrebbe essere Lescano. Io mi sento di dire che il Catania dovrà puntare quest'anno sull'esperienza, perché ecco, gli si può perdonare gli errori fatti nonostante l'ampio budget messo a disposizione dal presidente Rosso Pelligra lo scorso anno. Però ecco, al secondo anno consecutivo, facciamo un po' il parallelismo con il Palermo in Serie B, c'è un po' da riflettere, non sono più concessi errori di questo genere. Io Sì. posso dire, scusami Anthony, che l'errore principale del Catania l'anno scorso è stato c'è stato posto una pezza all'errore principale commesso l'anno scorso con l'ingaggio di Daniele Faggiano, perché l'estate scorsa la diatriba, la disputa interna tra Laneri e Grella ha portato chiaramente ad un progetto tecnico nato male, perché c'era sì, per carità, un'iniziale fiducia nei confronti di Tabbiani, che poi è venuta meno con il passare delle settimane, fino a portare all'esonero di Tabbiani e alle dimissioni, perché poi sono state dimissioni, non è stato sollevato all'incarico Antonello Laneri, uno di quelli che a mio parere manca tantissimo al calcio, e chissà che non possa tornare presto a operare nel calcio anche siciliano, anche locale, perché comunque è uno stratega, uno specialista in promozioni alla D. E quindi è stata posta una pezza in questo senso. Il mercato in questo momento è una totale sinergia tra Toscano e Faggiano. Prova ne sia il fatto che Toscano, come tutti si poteva, a differenza di quanto ci si poteva aspettare, non si sta portando mezzo Cesena a Catania, sta portando giocatori, come ha detto giustamente Anthony, funzionali. D'Andrea, a mio parere, è la perfetta spalla per un attaccante di peso, per un attaccante dal gol facile qual è Facundo Lescano, anche se, come abbiamo scritto anche nei giorni scorsi, il Catania ha il problema di sfoltire. Il Catania ha, come abbiamo potuto vedere anche dalla lista dei convocati, 30 giocatori in organico, non può averne 30 in organico proprio per una questione regolamentare, prima ancora che di gestione della rosa. Devono partire almeno 5-6 elementi, forse addirittura 7, perché deve arrivare la punta. Tra questi, a mio parere, uno dei primi che potrebbe andare via se dovesse trovare l'accordo economico è, a proposito di punte, Samuel Di Carmine. E poi altre situazioni come Peralta, come Chiricò, come lo stesso Zammarini, Welbeck. Insomma, il Catania col mercato in entrata che ha fatto sta facendo capire quali sono i giocatori che, tra virgolette, non servono a Toscano, e adesso vedremo. Con la metà di luglio dovrebbe essere la fase calda. Anche qui secondo me c'è un parallelismo col Palermo.
il Catania è una società seria in Serie C, purtroppo non è scontato. Non è scontato avere una società seria alle spalle con delle infrastrutture a disposizione e con appunto un budget ampio, e quindi è normale che chi riesce ad arrivare a Catania, chi ha un contratto con la società, poi faccia fatica ad accettare un'eventuale cessione in diverse modalità. È quello che appunto anche a Palermo si registra, con contratti molto lunghi che pesano poi sui bilanci della società, e anche a Catania insomma c'è una lunga lista di giocatori che non vogliono andare via anche se non sono perfettamente parte del progetto, e quindi qui dovrà essere molto brava la dirigenza, nella persona in particolare di Daniele Faggiano, a convincere tra virgolette questi giocatori a farsi da parte, trovando anche una soluzione a loro più congeniale. Sì, io mi stavo collegando a questo prima dell'intervento di Francesco. Diciamo, l'inserimento di un direttore sportivo fatto e finito come Daniele Faggione è stato di particolare importanza, perché poi dopo le dimissioni di Laneri non è arrivato mai un direttore sportivo a Catania. Diciamo che Grella ha preso la situazione in mano insieme a Lucarelli, hanno costruito uno squadrone, possiamo chiamarlo così, a dicembre, a gennaio scusate, ma poi questo squadrone non è mai diventato squadra, che è molto più importante, soprattutto in un campionato così difficile come la Lega Pro, avere un gruppo unito e avere un intento importante. Sicuramente questo a Catania è mancato, e quindi diciamo che questo instant team formato a gennaio alla fine è diventato un buco nell'acqua, e adesso tutti questi contratti si pagano in questa sessione estiva con tanti giocatori, sì, fortissimi per la categoria, perché Samuel Di Carmine diciamo che la C l'ha fatta poco e niente in carriera, però da lusso è diventato un problema, passatemi il termine, perché se deve lasciare spazio all'Escano prima deve andare via. Vedremo cosa accadrà, ma come dicevo prima, in Serie C c'è una certezza, vero Aldo? Dove potremo vedere la Serie C il prossimo anno? Beh, la Serie C diciamo che non ha gli stessi, decisamente non ha gli stessi problemi della Serie B. Ha chiuso un accordo già l'anno scorso per i diritti televisivi. La Serie C sarà visibile come appunto nel 2023-24 sia su Sky che su Now, e anche per alcune selezionate partite anche sulla Rai, quindi c'è una visione in chiaro eventualmente delle partite. La Serie C sappiamo benissimo che con 3 gironi, quindi 60 squadre, ha 1 migliaio di partite essenzialmente. Andiamo intorno alle 1200 partite comprese di playoff, playout, Coppa Italia, Supercoppa, quindi veramente un campionato completo a 360 gradi che il broadcast fondato da Rupert Murdoch nel 2003 ormai segue da qualche anno. Now tra l'altro è il title sponsor del campionato, quindi c'è una sinergia ormai molto consolidata. Ricordiamo adesso, perché ormai manca poco a scoprire i calendari della Serie C, non è ancora ben chiaro se ci sarà anche una diretta televisiva di Sky, ma domani, ricordiamolo anche ai nostri amici, ci saranno i calendari della prossima Serie C, quindi scopriremo anche con quali partite comincerà la stagione delle 3 siciliane di Serie C, che come abbiamo capito hanno almeno 2 su 3 una voglia matta di Serie B. Il Messina cercherà invece di replicare quantomeno la stagione dello scorso anno in termini di soddisfazioni. Tra l'altro, Aldo, un'altra novità della Serie C è la cosiddetta Under 23 nel girone C. Sì, l'Under 23 del girone C, che ha un po' scompaginato i piani logistici delle tre siciliane, ma anche di tutte le squadre del Meridione. Ricordiamo un pochino la nascita del Milan Futuro, ovvero la formazione Under 23 dei rossoneri, che ha obbligato la Lega Pro di dividere queste 3 squadre presenti nel campionato di Serie C, quindi Atalanta Under 23, Milan Futuro e Juventus Next Gen, con i bianconeri che saranno nel girone meridionale. Una novità assoluta per il calcio italiano. Devo dire, ci sono pareri discordanti sulle Under 23,
ma è chiaro che la presenza di squadre con il blasone come appunto Juventus, Milan e Atalanta potrebbero magari tirar fuori dei talenti interessanti che abbiamo già visto essere transitati anche da squadre di categorie superiori, quindi chissà che anche diciamo, l'ingresso di questa nuova squadra non possa dare spazio a nuovi talenti. Uno su tutti da dire, quel Camarda che giocherà appunto nel Milan futuro in coppia, volendo creare un legame con le siciliane, anche con quel Chaka Traoré che per 6 mesi ha visto più la panchina che il campo a Palermo, ma che è un talento interessante che potrà crescere nel Milan futuro. Però ricordiamo, Juventus under 23 nel girone C, quindi vedremo magari se la 23 la Juventus potrà capitare per una delle formazioni siciliane alla fine di campionato. È proprio questo ti chiedo, Aldo, sbilanciati in un pronostico. La prima partita di ogni siciliana. Noi non... Quindi giustamente anche io mi devo fuorviare. No, va bene. Devo dire che le partite in Serie C saranno tutte veramente molto calde e interessanti, perché come sempre il girone C ha tante squadre blasonate. Sarebbe interessante vedere la Catania, ad esempio, un revival dell'ultima sfida playoff, degli ultimi playoff, con l'Avellino che ha estromesso i rossazzurri dalla corsa playoff, magari per far ripartire dove eravamo rimasti in casa Catania. Magari il Catania vorrà in qualche maniera vendicare, quindi che sa, un Catania Avellino che può essere di buon auspicio invece per una nuova partenza. Il Trapani secondo me ha anche voglia di mettersi davanti subito qualche big, per mettere subito in chiaro quelle che possono essere le proprie aspirazioni. Quindi una Juventus under 23 oppure una big tipo il Benevento potrebbe fare al caso delle ambizioni del Trapani. E il Messina in questo momento è veramente complicato pronosticare qualsiasi cosa intorno al Messina. Ipotizziamo una trasferta sul campo di Cerignola, dove l'anno scorso insomma ci fu un pareggio più che altro molto spettacolare, secondo me. Aldo è sempre molto romantico quando deve fare dei pronostici e delle previsioni. Io non mi sbilancio, vi ricordo ancora una volta, come ha fatto bene Aldo, domani alle 11 sicuramente sui canali della Lega Pro, probabilmente anche su un canale YouTube di Sky, visto che comunque Sky raramente, anzi quasi mai ha trasmesso il sorteggio dei calendari. Io a questo punto, visto che siamo anche belli lunghi, direi di passare, intanto andare a vedere quel che ci chiedono i nostri spettatori, partendo da Dario Pistoia, che intanto ci fa i complimenti, lo ringraziamo. News sul terzino sinistro del Palermo, presumo, perché dice il solo Lund mi sembra pochino per tutto il campionato. In tal senso, nei giorni scorsi, non verificata ancora, la verificheremo in queste ore, era arrivata la voce di un interessamento del Palermo per Paco Mazzocchi, che sicuramente non sarà un esempio di stile, ma è un terzino sinistro di tutto rispetto. Staremo a vedere. Poi ci chiedono: farà prima il Palermo a raggiungere la Serie A o il Trapani a raggiungere la Serie B? Bella domanda. E la risposta mia è perché non entrambe contemporaneamente? Appunto, non giocano allo stesso campionato, quindi è possibile. Esatto, stai calmo. Incrociamo le dita. Naturalmente facciamo il tifo, perché già abbiamo visto quest'anno quanto può essere calda e passionale Trapani come piazza, al di là poi di quelli che sono quella che è la spinta economica di Valerio Antonini. Però diciamo che la piazza di Trapani si è fatta cogliere pronta, si è fatta trovare pronta, aveva fame di calcio, voglia di riscatto, soprattutto perché le immagini della promozione in Serie B sotto la guida del duo Rubino, direttore sportivo, e soprattutto Vincenzo Italiano, allenatore, erano ormai un po' troppo lontani, in mezzo c'era stato troppo marasma, e la piazza di Trapani ha risposto presente, si è fatta trascinare dal suo presidente. Tra l'altro dietro c'è una bella storia che vi abbiamo raccontato anche con una bella intervista che ho avuto il piacere di fare. C'è la storia di Alfio Torrisi, partito 10 anni fa dalla terza categoria e quest'anno finalmente al debutto con i professionisti.
quindi anche chi ha un cuore di pietra non può non fare il tifo per il Trapani, viste tutte le storie che ci sono dietro. E a proposito della provenienza del Trapani, a questo punto parliamo di D. Parliamo di Serie D, C'è tanta carne al fuoco, mi piace. Soprattutto quelle squadre che vogliono competere per il vertice del prossimo girone I. Quindi Trapani che lascia questo girone da imbattuta, tra l'altro, e troviamo un po' di squadre candidate. Mettendo da parte un attimo le calabresi, che sicuramente saranno le candidate principali, Vibonese e Reggina, vi parliamo in primis di Siracusa e Nissa. Nissa, che tra l'altro l'anno scorso ha stracciato il girone A di eccellenza e che quest'anno sta cercando di fare un mercato anche qui intelligente, non troppi fumi come magari è stato quello il mercato scorso, dove la Nissa diciamo che si è presa tutti i totem del massimo livello regionale, mentre per quanto riguarda questo campione di Serie D, oltre al botto possiamo dire Samaché, diciamo tante conferme, Elezza in porta, Privitera a centrocampo, Barrera in difesa, quindi un mercato intelligente, funzionale al credo tattico di Terranova, con il direttore Russello che sta lavorando in maniera importante per costruire una squadra competitiva, perché Giovannone ha chiesto di essere competitivi. Sicuramente non sarà facile vincere al primo anno di Serie D il campionato, perché ricordiamo essere l'unico campionato dove i playoff non hanno un valore certo, quindi partecipare ai playoff e vincerli non ti dà la certezza di essere in Serie C. Come nel caso di quest'anno. Il Siracusa ha vinto il campionato, i playoff, ma è rimasto in Serie D. Il Siracusa ha vinto i playoff di Serie D forse nell'unico anno in cui non ci sono state rinunce in Serie C. E infatti anche questo una cosa miracolosa. È stato molto sfortunato il Siracusa. È stato un po' sfortunato il Siracusa in questo senso, e allora mi riallaccerei proprio alla squadra retusea, che è quella più attiva sul mercato. Tantissimi botti, noi vi stiamo cercando di informare praticamente a 360 gradi sul mercato azzurro, perché è uno dei più caldi insieme, come detto, a quello della squadra di Caltanissetta. Una delle ultime news captata addirittura nella notte è che Russotto. Andrea Mi stavo Russotto, confondendo col DSL con Russello. Russotto rimarrà a Siracusa, quindi si aggiunge alla batteria di attaccanti già bella folta per mister Turati, che avrà tanta scelta. È rimasto Mimmo Maggio, cosa non semplice. Ed è rimasto Giuliano Alma. I due capocannonieri dell'ultimo girone di Serie D, e si sono aggiunti in questo senso Longo ufficialmente dall'Egea Virtus, e poi Convitto in questo momento in trattativa anche molto avanzata. Dovrebbe aggiungersi anche l'ex Vibonese, che ha vinto il campione di Serie D a Trapani, e sarebbe la ciliegina sulla torta per un reparto offensivo che si preannuncia veramente infuocato. In questo momento il Siracusa ha sotto contratto i migliori 3 cannonieri della Serie D gironi dell'anno scorso, perché Longo, non dimentichiamo, che ha segnato 15 gol e ha fatto doppia assist e gol, viene dall'Igea Virtus. E qui sfruttiamo l'assist per andare anche a parlare delle altre siciliane. Tu poc'anzi hai detto non parliamo delle calabresi, Vibonese, Reggina. A Reggio c'è un pizzico di Sicilia, perché c'è intanto Rosario Vergolizzi in panchina. Oggi è stato annunciato Nino Ragusa, sempre per il ponte con Messina e non il ponte quello che vorrebbero costruire, però c'è sempre questo filo che collega tutte le realtà. Restando in Sicilia, c'è chi si sta rilanciando, come ad esempio il Ragusa, che è finito nelle mani o meglio ha visto l'ingresso dei fratelli Cutrufo, che hanno fatto al loro tempo grande proprio Siracusa qualche anno fa, poi Palazzolo, adesso stanno provando a rilanciare Ragusa, che è una realtà che merita veramente veramente tanto, perché è un'altra fucina di calcio molto interessante. E il Città di Sant'Agata, che è ripartito nelle scorse settimane con una nuova presidenza, una nuova proprietà e un nuovo allenatore. Chi invece sta facendo fatica è la Cireale, perché ad Acireale c'è un po' di confusione dopo le dimissioni di mister Facciolo, del direttore sportivo Meli. È dovuto scendere in campo il presidente Di Mauro, che attualmente è convalescente, ma sta cercando di ritirare su un po' la situazione. C'è il grande punto interrogativo sul futuro di Giorgio Cicirello, che è attaccante, leader, bomber della squadra, e anche attorno a Savonarola, che è capitano storico. Si era parlato di lui addirittura come una zavorra, alcuni. Savonarola zavorra in Serie D non si può sentire. E poi ci sono tante altre realtà.
l'Akragas, io ti lascio parlare di Akragas e Favara perché sono realtà che stanno venendo su bene. Quindi ci spostiamo sull'Agrigentina. Sull'Agrigentina, Akragas e 7 Favara. km di distanza. Sì, Favara che intanto... Non da qui, ovviamente. Tra di loro, No, tra di loro, no, tra no. di loro. Allora, direi di partire dal Favara perché ci tocca molto da vicino. Sportisi che è stata anche trasmettitrice. Ci abbiamo provato a portarli in Serie D sul campo, non ce l'abbiamo fatta. Del playoff col Pompei, purtroppo non è andata bene, ma il Favara non si è demoralizzato, si è fatto in 4 e si è preso il titolo del Canicattì. Ricordiamo sempre che il Favara si chiamerà Castrum Favara perché farà sede a Castrofilippo per questioni regolamentari. Ma ciò che importa è la categoria. La Serie D, se n'è andato Mister Catalano, direzione Paterno, altra squadra interessante del nostro massimo livello dilettantistico. E quindi è arrivato Mister Infantino, un profilo conosciutissimo nel panorama dilettantistico e non solo, e quindi si sta cercando sicuramente di fare una squadra di un certo tipo per, penso, conservare la categoria al primo anno. Non mi aspetto, ecco, obiettivi importantissimi a Favara perché, ripeto, le squadre che già vogliono competere per i vertici sono tante. C'è il dubbio anche che vengano inserite qualche squadra dal girone H, che potrebbe essere la Gelbison, che in passato ha vinto, O anche la Noceri. esatto, che ha vinto il girone I in passato, la Gelbison, quindi si rischia veramente che ci sia un grosso affollamento. Quindi mi aspetto al Favara un mercato tranquillo. Noi vi abbiamo raccontato nell'ultima esclusiva di mercato degli ultimi giorni qualche notizia in merito, e quindi vi invito a leggere sul nostro portale sportisi.it tutte le notizie anche del mercato dilettantistico. Io in particolare me ne curo molto, quindi cerco sempre di mantenere acceso questo mondo, non solo Serie D, anche eccellenza e promozione. Per quanto riguarda l'Akragas invece è arrivato un tecnico che a Sportisi è stimato tantissimo, che è Lillo Bonfatto, che dopo l'esperienza di Sciacca, molto breve in eccellenza, ha sposato il progetto biancazzurro, quindi per lui un ritorno in Serie D dopo l'avventura di Canicattì, non finita benissimo ma partita con la vittoria dell'eccellenza. E vediamo cosa combinerà quest'Akragas, che ha appena perso il suo capitano Cipolla, direzione Sciacca. Questa è una delle tante esclusive della nostra redazione, e poi vedremo anche come approccerà il mercato nel senso concreto, quindi chi potrà arrivare magari nel reparto offensivo. L'Akragas forse ha bisogno di qualche elemento in più per garantirsi almeno gol salvezza, perché non credo ad oggi che l'Akragas possa competere per i vertici. Lo stesso discorso diciamo che vale per il Favara, e a questo punto mi aggiungo anche la San Cataldese, altra squadra che comunque sta operando in ottica salvezza. Come sempre sono tutte piazze che hanno bisogno di mantenere la categoria e non credo che possano fare ad oggi un passo più lungo della gamba. E poi ci sono le ultime, ma non in ordine di importanza, ma perché le stiamo elencando così a saltellare. C'è Licata, che ha fatto a mio parere i 2 acquisti più importanti, che non sono calciatori ma sono Mister Pippetto Romano, che per me è una garanzia per la categoria, e poi il direttore sportivo Martello, che darà il via alla costruzione della rosa. C'è la Noveggia Virtus, che sta operando molto bene con un bel mix giovani ed esperti. In difesa c'è quella roccia di Toto Maltese, che ho avuto anche il piacere di veder giocare con la nazionale siciliana, veramente un giocatore che a mio parere potrebbe anche fare la C senza grossi problemi. E poi tanti giovani di qualità, alcuni ve li abbiamo anche raccontati. E poi sempre ultime ma non ultime le altre 2 neopromosse dall'eccellenza: Paternò, che abbiamo nominato poc'anzi per via della nomina di mister Gaetano Catalano come successore di Filippo Raciti, dopo aver vinto l'accoppiata Coppa Italia Nazionale di Eccellenza e Girone B di Eccellenza, o meglio scusate, appunto il passaggio non è una vera e propria doppietta, perché stavo dicendo una fesseria, perché il girone B di eccellenza l'ha vinto Lenna, squadra che si sta ricomponendo. Ha scelto un usato sicuro ma sempre con un calcio molto fresco come Peppe Pagana, che torna in Sicilia dopo le avventure in stivale dello scorso anno. È arrivata una figura a mio parere molto molto importante in Casaenna, che è Vulpis, Marcel Vulpis, ex vicepresidente di Lega Pro. Entrerà a far parte di una società che vede già la presenza del tandem Stompo e Montesanto come massimi dirigenti. Il mercato sta andando via bello spedito, perché c'è l'intenzione di fare una bella squadra. È arrivato un difensore dal Madagascar addirittura, Demo Leon, che anche noi abbiamo raccontato in anteprima. E quindi con tutte queste siciliane, ma soprattutto con lo spettacolo che ci regalerà il girone di Serie D,
per chi non si fosse ancora interessato, noi vi diciamo seguitela la Serie D perché è un bellissimo campionato, si vedono tante belle partite, tanti gol, tanti ottimi giocatori, ormai è una Serie C allargata. Sì. E in questo caso l'invito al presidente Abete, a tutti i delegati: cambiate sta regola dei playoff perché è veramente assurda. Sì, perché comunque non regala particolari scenari al campionato una volta terminati i gironi, quindi c'è la vincente e poi tutte le altre che rimangono un po' deluse, e questo è un peccato perché il campionato potrebbe regalare ancora di più rispetto a quello che regala oggi, visto che, come detto, per girone ne sale una e tutte le altre guardano. Abbiamo fatto un excursus dal... Bello ricco, a noi ci piace il calcio dilettantistico, ci piace, noi veniamo da lì del resto. Sì. Dalla Serie B alla Serie D, passando per la Serie C, insomma abbiamo parlato di tutto, speriamo di essere stati il più esaustivi possibili, non possiamo dire completi perché c'è veramente un mondo dietro il calcio siciliano e a volte traiamo anche qualche cosa da fuori, prendiamo qualche spunto, non ci facciamo mancare nulla, però ecco, speriamo appunto di avervi dato tutte le informazioni necessarie per quelli che sono questi giorni caldissimi per le squadre di siciliane e saranno ancora più caldi nei prossimi giorni, quindi vi invitiamo a continuare a seguirci sul nostro sito sportisili.it, sui nostri canali social, pagina Facebook, pagina Instagram, canale YouTube, TikTok e X, quindi non resta che salutarvi. Saluto Aldo Sessa. Salutiamo lui prima. Aspetta. Ciao ragazzi. Io vi saluto solo con un'ultima chicca. Con la Regina ci sarà, oltre Pergolizzi, un altro ex Palermo, Andrea Ingegneri, e credo che questo possa concludere perfettamente il mio intervento. Qui vi salutiamo, Chiara Ferrara, Anthony Massaro e il direttore Francesco Cammuca. Ciao ragazzi. Ciao a tutti, ci vediamo domani ore 13 per il ritorno di Sportisili Away.